questi webinar. Da Andrea Parussini, non importa se la telecamera non funziona, avvisiamo tutti, ci piace se riuscite a essere presenti al massimo, ma vi avvisiamo anche che questo news meeting viene registrato, quindi decidete come preferite. A noi piace vedervi per capire anche dalla vostra espressione, insomma, se ci sono dubbi, curiosità o adesione e comprensione dei contenuti. Io andrei subito a iniziare, siamo bene con i tempi e mano a mano si aggiungerà, crediamo, qualche altro partecipante, che le iscrizioni erano più elevate. Oggi siamo in parte in presenza, stiamo incominciando a vedere i protocolli anche noi per il rientro in presenza, ma vi devo dire che assolutamente la nostra attività è costantemente proseguita in smart working, come adesso sono i miei collaboratori, e così continua in presenza. Abbiamo garantito tutto in continuità e quindi è l'occasione anche per ringraziare la Regione e INSIEL che hanno trovato il modo di attrezzarci e di consentirci di fornire i servizi anche in questo periodo. Vi do un'informazione brevissima, è stato aperto di nuovo il bando, quello per la presentazione dei contributi, diciamo, automatici a sportello con l'ampliamento dei codici Ateco e scade il 15 luglio. Quindi non faremo un news meeting ad hoc perché le regole sono quelle che abbiamo già presentato con la Direzione Centrale Attività Produttive, il CAT e il CATA. Però ci tenevo a ricordarlo, chi non l'avesse notato e chi magari non fosse stato ricompreso nel primo giro di codice Ateco vada a verificare. La seconda cosa, in abbinata a questo bando che presentiamo oggi, c'è un altro bando sempre sui fondi comunitari con un'operazione di riprogrammazione di cui ci parlerà l'autorità di gestione, il collega dottor Orlino Vasinis, che saluto. E quindi questo secondo bando, che è relativo all'innovazione, era molto atteso, l'avevamo inserito già nella brochure, è stato approvato anch'esso il 3 luglio e lo presentiamo lunedì 13 luglio alle 17:30 con la collaborazione, con la richiesta della Direzione Centrale Attività Produttive e dell'Autorità di Gestione del Porfesre, e ce ne parlerà il dottor Massimo Lunardis, che certamente conoscete, che segue questo tipo di procedimenti di contributi. Vi ricordo anche che abbiamo appena aggiornato la brochure con queste cose, chiedo conferma alla dottoressa Perco che la segue per noi in agenzia, e quindi la potete già scaricare nella versione aggiornata con queste 3 cose e mano a mano tutti gli aggiornamenti. È una brochure che curiamo sempre insieme alla Regione. E infine vi invito ancora, se ne avete la possibilità, a compilare il questionario che è ancora aperto sul sito dell'agenzia www.lavorimpresa.fug.it, che riguarda i fabbisogni delle imprese nella fase di ripartenza. Sapete che Agenzia ha anche l'incarico, insieme alla Direzione Lavoro, di capire e sintonizzare bene i fabbisogni delle imprese col sistema della formazione, dei tirocini, eccetera. Quando ho avviato questa agenzia su mandato della Regione, molte associazioni di categoria giustamente mi hanno detto e non venirci a chiedere altri dati perché esistono già Excelsior e molte altre rilevazioni puntuali. Tuttavia, dopo l'emergenza Covid, gli scenari sono cambiati, voi siete i primi a saperlo e a dircelo, e quindi, come in altri ambiti, diciamo, c'è una necessità di raccogliere informazioni di prima mano. Abbiamo già molte compilazioni, tant'è che una prima elaborazione è già in corso, però più ne abbiamo, più capiamo, più possiamo aiutare la Regione a mettere a fuoco cosa serve al sistema delle imprese ancora meglio. E questo si affianca a un sacco di lavori di analisi che sono in corso, sia da parte delle associazioni, ho visto un questionario di Confcommercio, sia da parte delle autorità di gestione, come vi dirà meglio il dottor Vasinis. Credo che siamo bene nei tempi, do la parola all'autorità di gestione, ma prima presento la nostra keynote speaker, la nostra relatrice principale, che è la dottoressa Annalisa Perusin, che è responsabile di posizione organizzativa per la ricerca e l'innovazione alla Direzione Centrale Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia. Annalisa Perusin è
diciamo, veramente un punto di riferimento per i contributi alla ricerca e sviluppo. Sicuramente chi nel mondo industriale, il manifatturiero, ha già beneficiato di incentivi sul fronte ricerca, conosce il suo gruppo di lavoro, il suo impegno e quello che ha sempre cercato di fare per garantire, insomma, tempi e risorse con quelli che sono i problemi quotidiani che si affrontano in questa materia. E quindi lei poi ci andrà a illustrare questo bando molto puntuale che la Regione è andata a emanare per fronteggiare l'emergenza Covid e quindi sostenere le spese che servono al settore manifatturiero per la ripartenza in sicurezza. Prego all'autorità di gestione del Porfesre di darci un punto di vista invece di inquadramento, visto che sono fondi comunitari, è bene ricordarlo, è bene sottolinearlo, quindi c'è la Regione ma c'è anche l'Unione Europea. Grazie Lidia, buon pomeriggio a tutti. Prendo anch'io qualche minuto solo appunto per inquadrare un po' la cornice in cui si colloca questo bando che poi sarà illustrato puntualmente. Diciamo che il Porfes 1420 è giunto a maturazione, voglio dire, e si presenta in un elevato stato di avanzamento, per cui quando è intervenuta anche l'emergenza Covid, le risorse ipoteticamente riprogrammabili erano limitate. Poi si avevano appunto alcune idee su come impiegare queste risorse che in gran parte derivavano dalla riserva di performance del programma, però poi intervenendo all'emergenza Covid sia per le modifiche regolamentari a livello europeo, sia per le indicazioni e le normative che sono uscite a livello nazionale, insomma è stato un quadro convergente che ha fatto sì che alle autorità di gestione dei fondi comunitari venisse richiesta anche una riprogrammazione delle risorse che potevano essere appunto riprogrammate in funzione anti-Covid. E quindi siamo riusciti a mettere a disposizione di 3 fondamentalmente azioni. Una è quella che viene presentata oggi con questo bando, la seconda è quello dell'altro bando che verrà presentata il 13 luglio e poi un'ulteriore azione sarà quella riservata al finanziamento di spese sanitarie sostenute dal sistema sanitario regionale. Ecco, siamo riusciti a mettere un pacchetto di quasi 20 milioni di euro a disposizione appunto di iniziative che all'amministrazione regionale sono parse quelle più urgenti ed efficaci per rispondere all'emergenza non solo sanitaria ma anche socio-economica. Cosa dire? Posso dare, diciamo così, però ecco, una prospettiva, perché sicuramente verrà illustrata molto più nel dettaglio nei prossimi giorni. Questo sarebbe il quadro attuale, nel senso, a risorse attuali, questi 2 bandi delle attività produttive praticamente esauriscono i bandi che usciranno da parte della Regione, a parte un bando puntuale che ancora rimane da pubblicare per Trieste, molto specifico. Però è anche vero che proprio per l'emergenza Covid, come avrete sicuramente sentito parlare, a livello europeo stanno ragionando su sia l'impostazione della prossima politica di coesione 21-27, ma anche con la possibilità di agganciare in parallelo alla politica 21-27 anche una coda del 14-20, ovvero secondo le ipotesi che ci sono state prospettate, la programmazione 14-20 dovrebbe seguire dovrebbe come dire, venire prorogata di un biennio e dovrebbe godere di risorse aggiuntive, fresche, derivanti dal cosiddetto recovery plan, e che quindi potrebbe assicurare una continuità e un supporto ad azioni di immediato riscontro all'emergenza sanitaria e socio-economica dovuta al Covid, che potrebbe comunque comportare quindi prossimamente bandi ulteriori, ecco, che qui in questo momento non possiamo determinare, però c'è una prospettiva anche di breve termine che appunto può essere considerata. Dico questo perché di questo e delle politiche di coesione 21-27, la cui tempistica è confermata, quindi non sarà dilazionata ma partirà il 21-27, e di questo recovery plan che dovrebbe appunto agganciarsi al biennio prorogato del 14-20, se ne parlerà nei prossimi tavoli di partenariali che saranno attivati prossimamente da parte della Regione. Colgo l'occasione solo per anticiparvi che l'evento di lancio in sessione plenaria si terrà il 14 di luglio, sempre ovviamente con modalità digitali,
e a cui seguirà la settimana successiva, quindi quella dopo del 14 luglio, l'organizzazione di singoli tavoli per obiettivi di policy, quindi l'Europa più intelligente, l'OP2 l'Europa più verde, l'OP3 l'Europa più connessa, l'OP4 l'Europa più sociale e l'OP5 l'Europa più vicina ai cittadini, che appunto sarà un primo momento di confronto col partenariato su scenari di riferimento, su posizionamento regionale e su avvio di un confronto appunto per vedere quali azioni più efficaci possono essere portate avanti come dire, con tempi più immediati e quindi nella coda della programmazione 14-20 che si estenderà probabilmente al 22 e per le azioni un attimo più di prospettiva che quindi traguarderanno il settennio 21-27. Ecco, quindi vi do appuntamento senz'altro al 14 di luglio, riceverete apposito invito specifico, singolo, e quindi ci vediamo in quelle occasioni. Io avrei concluso. E ho visto Lino che comunque poi i contenuti dell'evento saranno anche messi disponibili online, giusto? Sì, senz'altro, senz'altro. È molto importante anche una delle funzioni di Agenzia Lavoro, Sviluppo Impresa, proprio stimolare il partenariato. Oggi sono presenti tanti colleghi amici delle associazioni di categoria, dei cluster, e quindi sicuramente saranno presenti in questa iniziativa. Insieme sarà un'estate di grandi progettualità e di elaborazione in vista di quello che ci hai anticipato, che è assolutamente prioritario e importante. Quindi, bene, siamo con i tempi rispettati leggermente in anticipo. Chiederei alla dottoressa Sut di iniziare a condividere la presentazione della dottoressa Perusina, a cui do subito la parola. Prego, Annalisa. Dai pure tu un cenno mano a mano a Cinzia per girare le slide, come ritieni. Devi aprire l'audio. Ecco, mi sentite? Sì, perfetto. Bene. Buongiorno a tutti, io sono qui appunto per illustrare nei punti più salienti questa misura innovativa con cui la pubblica amministrazione, a seguito dell'intervenuta emergenza epidemiologica da Covid-19, intende sostenere le imprese in un periodo noto a tutti di particolare difficoltà economica e lavorativa nella ripresa e continuità dell'attività imprenditoriale, finanziando in particolare da un lato investimenti atti ad assicurare la prevenzione e la protezione nei luoghi di lavoro e poi anche l'adozione di strumenti di digitalizzazione al fine di sviluppare soluzioni di e-commerce. La misura trova fondamento nella legge 3 del 2020 ed imprecisamente nell'articolo 4 ter ed utilizza, come è già stato specificato, fondi comunitari. Quindi rientra nella programmazione comunitaria Porfest 2014-2020 e dispone di un budget di 9.059.094. Possiamo scendere nella slide. Nella slide, sì. Ecco, questa slide è effettivamente molto importante anche perché caratterizza la qualità del bando. Infatti la misura presenta dei caratteri di innovatività rispetto alle precedenti, in quanto risponde alle esigenze da molti già auspicate di semplificazione e velocizzazione del procedimento amministrativo. E le misure di semplificazione che qui vengono elencate sono le principali, non sono tutte, ma sono quelle da mettere in evidenza. Innanzitutto viene applicata la procedura valutativa a sportello. Questo comporta una velocizzazione in quanto nel momento in cui la domanda viene presentata, automaticamente viene presa in carico e sottoposta all'iter istruttorio affidata al funzionario competente. Si prescinde dalla formazione di una graduatoria, pertanto non sarà necessario attendere che tutte le domande siano istruite. Non è prevista la valutazione preventiva del comitato tecnico, non si applica neanche l'S3, la strategia per specializzazione intelligente, pertanto non c'è una selezione per codici di iscrizione a TECO, di attività, e vengono valorizzate l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in fase istruttoria. Successivamente possiamo procedere e vediamo a chi è destinata. Dunque, potenziali beneficiari
sono le PMI e propriamente le micro, piccole e medie imprese appartenenti al settore del manifatturiero, iscritte alla Camera di Commercio nella sezione C, con codice Ateco 2007 primario o secondario, ricompreso nelle divisioni da 10 a 33, esclusa la 12 che riguarda propriamente la produzione di tabacchi. Poi vediamo la slide successiva che parla di intensità d'aiuto. Questo è evidentemente un elemento che interessa a tutte le imprese. È previsto un contributo del 50% del preventivo ammesso, cioè della spesa che verrà ritenuta ammissibile. Arriviamo poi alla domanda, all'intensità d'aiuto, poi arriviamo invece alle domande, alle spese. Dunque abbiamo nella slide successiva, vediamo appunto il limite, che è previsto un limite minimo di spesa per progetto, 5.000 euro inderogabile, cioè qui bisogna presentare come minimo questo preventivo di spesa per essere ammessi. Non è previsto un limite massimo di investimento, è previsto un limite massimo di contributo concedibile di euro 150.000. Questo permetterà, sarà un ulteriore elemento di velocizzazione del procedimento, perché in questo caso non sarà necessario chiedere il certificato antimafia, che come sappiamo allungava di molto i tempi istruttori, se non altro nell'attesa da parte delle risposte da parte della prefettura. Importante, richiamo l'attenzione, importante tenere presente che l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un'impresa ai sensi del regime a quadro, anche per diversi interventi, non può superare l'importo complessivo di 800.000 euro. Quindi le imprese da questo punto di vista devono tenere presente questo massimale. Permane invece il divieto di cumulo sulle medesime spese, per cui l'impresa non deve aver richiesto o ottenuto altre misure contributive sulle spese oggetto dell'investimento. Ad eccezione, qui richiamo di nuovo le eccezioni per quanto dovrebbero essere già concetti conosciuti perché già operanti nei precedenti bandi, ad eccezione degli aiuti concessi sotto forma di garanzia in de minimis o ai sensi del regolamento 651, nel limite dei massimali previsti dai rispettivi regolamenti, e ad eccezione delle agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità non costituenti aiuti di Stato. Nella slide successiva invece, ecco, questa è una slide molto importante, se possiamo girare, ecco, le spese. L'articolo 7 e l'articolo 8, che sarà la slide successiva che riguarda le spese non ammissibili, sono il cardine del bando. Questo perché richiedono una particolare attenzione da parte degli imprenditori. Qui richiamo proprio, sollecito le imprese a leggerli con molta attenzione, perché in questo modo l'impresa può tarare l'investimento in modo corretto e presentare domande ammissibili, quindi non trovarsi poi alla fine dell'istruttoria con delle spese non ammesse, perché non conformi a queste elencate nell'articolo 7. Dunque sono dispositivi di protezione individuale. Faccio un esempio, per esempio potrebbero essere le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute, i dispositivi monouso quali mascherine e guanti, attrezzature e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro certificati CE. Anche qui faccio un esempio semplificativo, un termoscanner. Impianti funzionali e sistemi di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale, per esempio pannelli o barriere protettive. L'impresa potrebbe avere necessità di inserire per assicurare appunto il distanziamento sociale. Macchinari e attrezzatura certificati CE per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione, per esempio generatori di ozono, anche molto importanti negli ambienti chiusi. Hardware, software finalizzati o a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sociali nei luoghi di lavoro, per esempio con sistemi di controllo da remoto, nonché a promuovere lo sviluppo di soluzioni e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione, quindi permettere all'impresa di operare in sicurezza. Acquisizione di servizi da imprese specializzate in interventi per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro. Acquisizione di servizi specialistici
diretti a promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso sempre strumenti di digitalizzazione, frequenza a corsi di quindi i costi per frequentare i corsi di formazione sia per l'imprenditore che per i dipendenti, al fine di acquisire conoscenze specifiche in materia di sicurezza, nonché consulenze specialistiche per le stesse finalità. Per esempio, un'impresa potrebbe avere interesse ad acquisire una consulenza che predisponga dei corsi di formazione da tenere nell'ambito del medesimo stabilimento. Faccio un esempio, potrebbe essere questo, come anche semplicemente delle indicazioni su come applicare delle misure di sicurezza. I beni devono essere nuovi di fabbrica. Quello che interessa però sono che le spese ammesse possono essere sostenute anche se sono ammesse, anche se sono sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. Quindi sono spese che possono essere state sostenute dal 23 febbraio 2020, tenendo ben presente che una parte delle stesse deve essere comunque preventivata e sostenuta anche successivamente alla data di presentazione della domanda. Quindi l'iniziativa deve avere una certa continuità. Potrebbe partire dalla data successiva al 23 febbraio 2020, però deve necessariamente concludersi dopo la presentazione della domanda. L'articolo 8, cioè quindi le spese non ammissibili, e dunque no, mi salta una slide, scusate, ancora una domanda più su. No, più su, ancora. Queste dovrebbe venire una sotto, ci sono le spese non ammissibili, provate? Ecco, le spese non ammissibili, articolo 8, spese del personale, viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto, acquisto terreni fabbricati, costruzione fabbricati, impianti generali, acquisto di arredi, operazioni di noleggio e leaseback, minuteria, poi non sono ammessi per esempio l'IVA, le spese accessorie o le spese per attività ordinaria, quale ad esempio la redazione della domanda di contributo o la redazione della rendicontazione. Possiamo procedere con la slide successiva, che riguarda la presentazione della domanda. Allora, ogni impresa può presentare soltanto una domanda a valere sul bando. Termini per l'apertura e chiusura, cioè termini utili per la presentazione della domanda. Il termine si apre alle ore 10 del 15 luglio 2020 e si chiude alle ore 16 del 31 agosto 2020. La domanda può essere presentata solo ed esclusivamente per via telematica, tramite sistema online dedicato, secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito nella sezione relativa al bando. Per cui uno verifica, cioè legge esattamente, segue passo per passo le indicazioni delle linee guida e sicuramente riuscirà a caricare in modo corretto la domanda. I facsimili, cioè i facsimili che dovranno essere allegati alla domanda, sono anche questi pubblicati sul sito nella modulistica, nella pagina modulistica. Per quanto riguarda la domanda, vediamo allora, per quanto riguarda la domanda è composta da cosa? Innanzitutto è composta da un modulo di domanda da compilare esclusivamente online. Alla domanda devono essere allegati una relazione illustrativa dell'investimento. E qui si consiglia di implementarla in modo abbastanza corretto e anche non troppo sintetico ma nel giusto modo, cioè quindi indicare esattamente l'investimento che si vuole realizzare, specificare quali sono le finalità e quindi illustrare anche la storia dell'impresa se possibile. Poi devono indicare il quadro di spesa dettagliato, e cioè qui ovviamente dovrà essere indicato il fornitore della prestazione, l'oggetto della prestazione, nonché l'importo preventivato. L'elenco delle dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e l'impegno a rispettare gli obblighi previsti dal bando, copia dell'F23
a dimostrazione del pagamento del bollo di 16 euro ed eventualmente la procura del firmatario non indicato in visura. Infatti voi sapete che la domanda per essere ammessa deve essere sottoscritta digitalmente da un soggetto titolato. In genere appunto è il rappresentante legale, però il rappresentante legale potrebbe anche decidere di delegare con procura formale un altro soggetto a sottoscriverlo e a firmare la domanda. In questo caso dovrà appunto essere allegata questa procura che troverete anche qui nella modulistica. Possiamo procedere poi per essere più sintetici e arriviamo, ecco, questa qui è una rappresentazione grafica dello svolgimento e dell'iter istruttorio dal momento della presentazione della domanda al momento della concessione. Abbiamo già detto e chiarito che nel momento in cui la domanda viene presentata viene immediatamente presa in carico dall'istruttore, cioè dal funzionario competente. Il funzionario competente, una volta che ha preso la domanda, ovviamente dovrà istruire, cioè valutare che ci siano tutti gli elementi necessari per la sua ammissibilità. Allora, la domanda presa in carico dal funzionario quindi dovrà essere valutata da un aspetto di merito e quindi che la relazione illustrativa sia completa in tutti i suoi elementi e che le spese siano ammissibili, nonché da un punto di vista di valutazione di esistenza di elementi soggettivi atti appunto all'ammissibilità e richiesti come necessari, quindi che l'impresa sia iscritta al registro delle imprese, che abbia la sede l'unità operativa in regione e che abbia un DURC regolare prima dell'assunzione del decreto di concessione. In più, l'istruttore sarà chiamato anche a valutare che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda e sottoscritta dal legale rappresentante sia compilata in modo corretto e completo. Questa dichiarazione contiene l'attestazione del possesso da parte dell'impresa dei requisiti necessari per la sua ammissibilità. Quindi il rappresentante legale che cosa dichiarerà? Dichiarerà innanzitutto la dimensione, cioè se l'impresa è micro, piccola o media. Poi dichiarerà di essere un'impresa attiva e operativa nel territorio regionale, di non essere stata in difficoltà alla data del 31/12/2019, perché successivamente con la possibile intervenuta crisi effettivamente questo elemento potrebbe essere venuto a cadere. E non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o con procedure concorsuali in corso, possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria e non essere destinatario di sanzioni interdittive. Preciso che che gli elementi, cioè le dichiarazioni attestate però, non saranno oggetto da parte dell'istruttore di verifica. La verifica della loro veridicità interverrà successivamente in base ad un controllo a campione e ex post, effettuato ex post. Questo che cosa comporta? Comporta evidentemente una semplificazione del procedimento notevole istruttorio. Perché? Perché appunto il funzionario sarà esonerato dal fare determinati accertamenti che portavano via notevole tempo per addivenire appunto a una regolarità tale, cioè all'attestazione di una regolarità della domanda da poter poi giustificare l'emissione del decreto di concessione. Una volta attestato questo, entro 90 giorni dovrebbe essere appunto acquisito il decreto di concessione, che verrà immediatamente comunicato all'impresa beneficiaria. Nella slide successiva vediamo, no, ancora quella dopo per favore, che cosa succede post valutazione. Quella dopo per favore. Ecco.
Dalla PEI che comunica la concessione del contributo, cioè siamo rimasti appunto al procedimento in cui è stato adottato il decreto di concessione. Dalla PEI che comunica la concessione del contributo, l'impresa che cosa deve fare? Cioè deve concludere l'iniziativa entro 12 mesi. Infatti il progetto può avere una durata di 12 mesi dalla presentazione della domanda, dalla data di presentazione della domanda. Abbiamo già evidenziato che l'iniziativa può avere di fatto inizio in data successiva al 23 febbraio, quindi antecedentemente alla presentazione della domanda, però deve comunque concludersi dopo la presentazione della stessa. Deve poi all'obbligo della pubblicità, deve dare pubblicità al finanziamento ottenuto con fondi Porfers e deve dare anche tutte le informazioni per motivi di trasparenza nella gestione dei fondi pubblici. Inoltre è tenuto a realizzare il progetto conformemente al preventivo approvato e comunicare immediatamente eventuali variazioni che siano intervenute nel frattempo, variazioni che possono riguardare anche variazioni di spese eventualmente o variazioni di fornitore. Devono comunque comunicarlo precedentemente per averne l'autorizzazione. Nella slide successiva siamo ecco, cioè una volta che è conclusa l'iniziativa, ovviamente l'impresa deve rendicontare. La rendicontazione, no, scusate, abbiamo saltato una, scusatemi. Quella precedente che parla dell'anticipo, ecco, esatto. Cioè dal momento in cui hanno avuto, appunto, dalla PEI che comunica la concessione del contributo, l'impresa ha 6 mesi di tempo per richiedere l'anticipazione, nella misura massima del 70% del contributo concesso. E faccio presente che nel modulo di domanda ci sarà un check da evidenziare. C'è un check in cui l'impresa manifesterà l'intenzione di chiedere l'anticipo e questo al fine di permettere la pianificazione della spesa nell'ambito dei fondi Porfers. Accanto alla domanda di anticipo dovrà essere prodotta anche una garanzia fideiussoria emessa dai soggetti competenti, banche ed autorizzate ovviamente, banche, assicurazioni, intermediari finanziari autorizzati ed iscritti all'albo di cui al decreto legislativo numero 385 del 93. E adesso arriviamo appunto alla rendicontazione, la slide che avevamo messo precedentemente. Conclusi i 12 mesi, però i 12 mesi, ribadisco, sono la misura massima in cui uno deve concludere il procedimento, l'investimento. Uno potrebbe rendicontare già dopo 2 mesi da quando il decreto di concessione, qualora le spese le abbia già sostenute, quindi non c'è un obbligo di attendere i 12 mesi. Nel momento in cui l'impresa spende può anche immediatamente rendicontare. Ovviamente prima rendiconta, prima si concluderà la procedura, avrà probabilmente riceverà il contributo. La rendicontazione, anche questa deve essere presentata online come la domanda. Anche questa, anche per la rendicontazione è richiesta una relazione illustrativa dalla quale poi si evidenzia in modo chiaro che l'investimento è conforme a quello preventivato. E ci sono 90 giorni per l'istruttoria sulla rendicontazione e prima di acquisire il decreto di liquidazione e procedere al relativo pagamento. Anche qui ci sarà un'istruttoria amministrativa e la valutazione tecnica. Per quanto riguarda soprattutto la regolarità delle spese, perché l'impresa sarà tenuta, oltre alla relazione illustrativa di cui parlavo, a caricare sul sistema anche le fatture e gli attestati di pagamento delle relative fatture, e questo per la famosa tracciabilità dell'avvenuto pagamento della spesa. Veniamo alla slide successiva e vediamo appunto che, no, ce n'è una prima, che riguarda proprio le spese.
Queste sono le caratteristiche che le spese dovranno avere, cioè non sono ammissibili a fatture di importo inferiore a 50 euro, mentre nei bandi precedenti erano previste 200, se non sbaglio, questo doveva essere il minimo. Qui abbiamo appunto abbiamo ridotto a 50 euro. Devono essere conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate, sostenute tra il 23 febbraio 2020 la rendicontazione, già detto, pagate entro la rendicontazione con le modalità consentite e tracciabili con documentazione bancaria e nella contabilità aziendale. Le modalità di pagamento, o che giustifichino diciamo, la spesa, sono quelle delle altre bandi. L'unica eccezione è prevista la possibilità di documentare il pagamento anche con carta di credito personale per le spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, e ciò perché ovviamente l'imprenditore non poteva assolutamente sapere che queste spese sarebbero rientrate in un bando o comunque sarebbero diventate possibili spese agevolabili. Non è ammesso il contanti, gli assegni, le note di credito e la compensazione. Per agevolare i controlli e ridurre i tempi di liquidazione, le fatture dovrebbero includere solo beni e servizi relativi al progetto, distinti per voci di spesa, e devono indicare chiaramente nell'oggetto la natura del bene e del servizio e la parte imputabile al progetto. Post liquidazione, ovviamente una volta entro 90 giorni acquisito il decreto di liquidazione e avvenuto il pagamento, sorgono ovviamente degli obblighi in capo all'impresa. Gli obblighi sono innanzitutto l'obbligo di per 3 anni allo scadere del 28 febbraio, dal 1 gennaio al 28 febbraio, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiarano, attestano il rispetto degli obblighi previsti dal bando stesso. In particolare ricordo il vincolo di non delocalizzare dalla regione per 3 anni e di non alienare i beni oggetto dell'investimento, con eccezione dei beni non durevoli, quali potrebbero essere anche sostituiti. Questo è quanto, questi sono i punti salienti del bando, quindi io lascerei lo spazio maggiore alle domande che penso ci possono essere, anche perché molte imprese... Stanno arrivando. È vero? Sì. Sì. Ecco, stanno arrivando, benissimo. Esatto, allora adesso io te le rivolgo perché sono tutte sulla chat, ma per agevolare un po'. Diciamo che sicuramente, avendo in questi mesi promosso tutti i bandi che sono stati emanati, già dal tenore delle domande intuiamo che sicuramente l'interesse è alto e la Regione ha accolto nel segno su dei fabbisogni che ci sono. Ci chiedono in particolare, io suggerirei a Cinzia Sut magari di tenere in evidenza la slide sulle spese ammissibili, che è quella un pochino che sta ricevendo più domande. Immagino. Approfitterei della disponibilità della dottoressa Perusin, precisando che chiaramente la pubblicazione del bando è già, diciamo, il bando è già presente sul sito, avete il link anche tramite la brochure che è già sul sito di Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, e della delibera, se mi vuoi ricordare il numero, Annalisa? Permettimi, 9... Comunque è del 3 luglio, nelle delibere del 3 luglio, ma avete il link diretto dal la sito... delibera 993 del 3 luglio, 993 del 3 luglio. 993 del 3 luglio. Mm-hmm. Scusate, stavo dicendo che anche a precisazione di quello che è l'ambito di quello che stiamo facendo oggi, abbiamo benissimo lasciato ben 20 minuti su questa domanda e risposta. Annalisa Perusin, se ci sono questioni che devi approfondire, noi vi trasmettiamo ovviamente il testo del quesito e poi restituiamo la risposta ai partecipanti e tramite FAQ. Se invece è possibile dirimere subito sciogliere subito questi dubbi, andiamo a scioglierli insieme. Quindi iniziamo dalla prima domanda e io direi appunto a Cinzia Sud di condividere la slide 2, che è quella sulle spese ammissibili, la teniamo magari in evidenza.
Allora, la prima domanda è di Guerrino Lanci, che saluto, che è del settore alberghiero, e ha il dubbio che i generatori di ozono effettivamente non siano stati certificati anti-Covid, ma a tuttora soltanto il perossido di idrogeno. Però credo che questo sia un dettaglio. Se poi l'azienda presenta la domanda col generatore di ozono, verificherete se in quel caso specifico sia ammissibile o meno. Annalisa, tu l'hai detto per una il domanda CID. molto tecnica che deve essere valutata poi in base anche probabilmente anche al generatore di ozono, probabilmente. Ci saranno dei generatori di ozono di fabbricazione più recente e che probabilmente potrebbero essere anche certificati. Questo bisogna vederlo di caso in caso. Nella pratica lo accetteremo poi. Ok, poi una domanda di policy. Qui chiedo a Annalisa Perusina, eventualmente anche all'autorità di gestione, la motivazione per la limitazione al settore manifatturiero. Questo è un bando dedicato al settore manifatturiero, quindi se avete delle indicazioni in questo senso per chiarire l'ambito. Allora, adesso arrivo subito, c'è qui per quanto riguarda il settore manifatturiero, diciamo che questa è stata una scelta fatta d'intesa con l'assessore e si è ritenuto opportuno focalizzare questo intervento sul settore manifatturiero perché è quello che presentava di fatto maggiori difficoltà operative dovuto proprio alle modalità dell'attività imprenditoriale. Cioè, molto spesso ricordiamo che l'attività viene svolta in luoghi chiusi che richiedono appunto filtri particolari, sanificazioni particolari, non sempre le linee produttive permettono il distanziamento sociale, non sempre è possibile operare da remoto e controllare da remoto, per cui era necessario, erano le imprese che più in questo momento avevano bisogno di un intervento immediato per poter ripartire o continuare la propria attività in sicurezza e quindi non dover poi necessariamente a seguito di qualsiasi intervento negativo, per esempio anche non so, un eventuale episodio di contagio, dover richiudere nuovamente l'attività. E limitante ci chiede Barbara Turchette di Confcooperative se l'iscrizione alla sezione C del registro imprese è limitante, perché dice ci sono cooperative con codici previsti dal bando ma non iscritte alla sezione C per la forma giuridica delle cooperative. Dovrebbe essere iscritto alla sezione C, questo penso di sì. Quindi questo magari lo chiedo alla dottoressa Perco di prenderci nota, magari questa è una delle domande che teniamo in sospeso per un approfondimento. Accetteremo comunque, perché non vorrei che dire delle cose che poi invece potrebbero essere effettivamente allargate, no? Come se un'impresa se una cooperativa non è iscritta per sua natura alla C, non so se effettivamente la dovremo escludere o meno, questo lo accetteremo successivamente. Quindi vi mandiamo questo quesito per risolverlo magari in una FAQ e dare durante il tempo di apertura la possibilità di sapere. L'installazione di macchinari, ci chiede Luca Zorzi, di aspiratori, necessari a migliorare il ricambio di aria all'interno dello stabilimento produttivo, è ammissibile? Beh, dovrebbe rientrare tra quegli impianti ammissibili in effetti, qualora poi l'impresa dimostri anche questo serve proprio per sanificare, cioè per permettere un riciclo di aria adeguato e quindi aiuti l'ambiente, diciamo, e tuteli la salute dei lavoratori, sicuramente sì. Nelle ipotesi, ci chiede il collega Gianni Fratte, che ci fa interprete evidentemente di qualche fabbisogno di aziende, nelle ipotesi in cui un'azienda realizzi soluzioni di e-commerce per sviluppare le proprie attività, possono essere ricomprese anche le spese di promozione, di marketing e di comunicazione? Dunque l'articolo 8, se non sbaglio, non ammette le spese di pubblicità. Vediamo, permettetemi che controllo. Non è ammesso. No, acquisto di beni, cioè di rappresentanza, di pubblicità, le spese non sono ammesse, quindi le attività di e-commerce evidentemente, infatti c'è scritto alla lettera M dell'articolo 8 è scritto iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing non sono ammesse.
Quindi è la creazione, diciamo, il potenziamento dell'e-commerce. Poi Stefano De Martin di Manager Italia, che anche saluto, che ho sentito citare e-commerce, parliamo della creazione di nuova piattaforma aziendale o potenzialmente anche di partecipazione aggregata a una piattaforma esistente? C'è da accettare, qui non sono in grado, cioè non sono un tecnico da questo punto di vista, posso capire quale sia la differenza, ma io penso che se c'è un incentivo per crearle, anche per potenziarle, anche per permettere appunto di estendere, diciamo, la propria attività e-commerce. Quindi penso che potrebbe essere in una logica di questo tipo, potrebbe essere sicuramente ammissibile. Un macchinario, ci chiede Fabrizio Peloso, ad esempio tornio, pressa, eccetera, destinato ad automatizzare il processo produttivo e quindi ridurre le fasi manuali, consentendo anche una limitazione di assembramenti e garantendo la sicurezza degli operatori, può essere una spesa ammissibile? Quindi diciamo l'automatizzazione dei processi per ridurre le fasi manuali, quindi evitare problemi di assembramenti, può essere una spesa ammissibile? Questo mi lascia molto perplesso, devo dire la verità, perché questo che cosa comporta? Una riduzione del personale, cioè non riesco a capire, cioè no, è una pressa questa, è una pressa che sì, in effetti potrebbe sicuramente, se viene gestita da remoto, indubbiamente permette il distanziamento, cioè permette il non assembramento. Non so se effettivamente a questo punto tutti gli strumenti di digitalizzazione potrebbero rientrare sostanzialmente, cioè tutti gli strumenti, scusatemi, controllati da remoto potrebbero rientrare teoricamente guardando questa filosofia. Non so se poi il bando in effetti è diretto proprio a queste finalità a introdurre impianti che assicurino direttamente come finalità prima quella della sicurezza. Questo ha una finalità indiretta, ma molto indiretta dal mio punto di vista. Poi bisogna vedere ovviamente inquadrare questo investimento nell'ambito di un'iniziativa complessiva. Possiamo quindi magari spingerci, lo faccio io, guarda, da esterna, diciamo. No, possiamo spingerci a suggerire alle aziende in questo tipo di caso, che vedo che interessa anche almeno un'altra azienda che ce l'ha segnalato, vedo qui la Lion Steel, che conosciamo, che salutiamo, e potrebbe essere un suggerimento alle aziende di fronte a questo tipo di progettualità, di spiegarlo bene nella domanda o nell'istruttoria, inquadrarlo in un progetto complessivo, diciamo anti-Covid, o affrontiamo l'emergenza con questo investimento, e poi sarà l'ufficio a valutare, perché abbiamo capito quello che è il tuo ragionamento, cioè rischiamo di in qualche modo guardare le cose molto... È ambivalente, perché a questo punto si parla di innovazione tecnologica. Cioè proprio, ricordiamo anche che abbiamo in parallelo l'altro bando di cui parleremo lunedì, quindi forse anche lì ci può essere... Quindi ecco, magari invitiamo le aziende a valutare tutti e due i canali e magari a spiegare bene come questo tipo di cosa può inserirsi in una logica di messa in sicurezza del processo. Io direi di sì, che sì, forse è meglio, appunto, dico, inquadrarlo in tutto l'investimento, ecco, tutto quello che è l'investimento. Magari collegato anche ad altri investimenti simili che fa l'impresa, no? Cioè per cui un'innovazione dello stabilimento, c'è una riorganizzazione del lavoro proprio, no? Anche con gli strumenti, quindi che comporta proprio una modalità diversa che assicura la sicurezza dei lavoratori, sì, questo potrebbe rientrare. Quindi diciamo, aspetta un po' a riuscire anche a spiegare la filosofia dell'intervento dell'investimento. Certo. Chiede poi Laura Romano se il contributo è cumulabile con il credito d'imposta avente ad oggetto le medesime spese. Sì, penso di sì, penso che sia cumulabile col credito d'imposta, sempre nei limiti massimo della spesa sostenuta, sì. Credo che comunque debba rientrare in quei requisiti che chiedo sempre a Cinzia se ci condivide le slide,
c'erano dei requisiti per l'accumulabilità. Sì, Quindi, c'è le eccezioni e poi quelli che sì, ed effettivamente dovrebbe rientrare nelle fiscalità a carattere generale. Eccolo qua. Con eccezione, questo dovrebbe rientrare nelle agevolazioni fiscali a carattere di generalità. Non costituente aiuto di Stato. Quindi Quindi penso che sia accumulabile, sì. Se questo contributo di credito d'imposta non costituisce aiuto di Stato, può rientrare. Ok, Quindi poi sarà possibile accedere... Sarà possibile accedere alla piattaforma prima del giorno di apertura del bando al fine di compilare i dati e caricare i documenti, tenuto conto che si tratta di un bando a sportello? Allora, i moduli che saranno resi disponibili al più tardi lunedì si possono effettivamente estrarre e quindi compilare, precompilare. Quindi già predisporre in modo corretto. Però la domanda potrà essere inviata soltanto dal 15, chiaramente, dalle ore 10 del giorno 15. Ok. Per dare continuità all'iniziativa, anche dopo la data di presentazione della domanda, occorre tener conto di una percentuale tra le spese sostenute già e le spese da sostenere dalla data di presentazione della domanda. Quindi quando diciamo che prendiamo spese già sostenute sappiamo che no, non c'è un riparto percentuale. Chiaramente se uno mi fa 10 lire euro il giorno dopo, no. deve essere comunque una spesa credibile, ecco, non è, ma però non è stata fissata alcuna percentuale, non avrà senso. Ok, non è stata ingabbiata in qualcosa di... Ok. Va bene, ci ha salutato il collega del nodo IoT in P4FVG. L'acquisto di hardware e software, compresi i server, finalizzati a sostenere e potenziare il lavoro in smart working a garanzia del distanziamento sociale, sono ammissibili? No, in questo bando non abbiamo previsto le misure, cioè tutti gli investimenti per agevolare lo smart working, perché ci sono altre misure già esistenti in regione per sostenere questo tipo di attività. Abbiamo preferito invece parlare di e-commerce, ecco, piuttosto che di smart working. Ok. Poi, le spese per la produzione dei contenuti per i siti di e-commerce sono ammissibili? Ad esempio, le foto, i video, la produzione testi dai copywriter, eccetera, e anche l'acquisto dell'attrezzatura per produrre gli stessi contenuti. È una spesa ammissibile? Su questo mi astengo un attimo perché non ho questa conoscenza specifica. Dovrei proprio individuare bene le spese e capire la loro finalità. Ok, quindi questa la teniamo per le FAQ. Sì. Ok. E certamente Lion Steel ci ricorda che è interessante la procedura, ma la slide era quella che più interessa, è quella sulle spese ammissibili. E siamo d'accordo che questo è il nucleo, spese ammissibili, intensità, modalità di presentazione, un po' abbiamo voluto dare un'informazione completa. Lo spostamento di macchinari, ad esempio una fresa, un tornio, con la rivisitazione del layout aziendale finalizzato alla sicurezza dell'operatore, può essere una spesa ammessa nel bando? Quindi il lavoro di risistemazione delle isole di lavoro in modo che sia garantito? Sì, se è dimostrato che è dedicato proprio alla sicurezza del lavoratore, penso di sì. Ok, poi ci chiedevano la pubblicazione, abbiamo detto, la modulistica abbiamo anche detto. Salutiamo l'autorità di gestione. Mi scuso, ma oggi, mentre diciamo in smart working avevo 2 computer, in ufficio ne ho uno. Quindi non ho lo stesso sistema, non ho 2 monitor. Quindi saluto tardivamente Lino Vasinis, che rincontreremo lunedì. E poi c'è un tema di delega per la compilazione della domanda. Sarà possibile avere la delega per la compilazione in qualità di consulenti esterni nei giorni precedenti all'apertura dello sportello, come per i precedenti bandi, o si potrà compilare per terzi solo con delega sottoscritta da allegare alla domanda?
No, dunque, per quanto riguarda, no, sarà possibile anche che il soggetto terzo possa semplicemente compilare e inviare la domanda. È possibile una delega, questo però non è la delega formale, è una delega che si troverà sulla modulistica. Quindi un po' come gli ultimi bandi che sono stati fatti. Come gli ultimi bandi, da questo punto di vista non c'è nessuna differenza, non mi sono soffermata prima su questo elemento perché altrimenti sarebbe andati troppo nel dettaglio portando via del tempo proprio alle domande. Insomma. Ok. Le domande vengono valutate in ordine cronologico e fino ad esaurimento del finanziamento? Fino ad esaurimento delle risorse, sì. Fino ad esaurimento delle risorse. Ok. Fino all'esaurimento delle risorse. Scusate che scorro. La costruzione di nuovi spogliatoi più ampi è agevolabile? Anche qui abbiamo sentito nelle grandi aziende questo tema della, appunto, la necessità di garantire il distanziamento anche nelle fasi preliminari. Sì. Ok. E io ho, se non ho una visualizzazione, dovrei aver esaurito... Vorrei tornare un attimo indietro sulla domanda che è stata rivolta precedentemente per quanto riguarda l'esaurimento delle risorse disponibili. Sì. Perché volevo chiarire che nel momento in cui le risorse non sono più disponibili ed alcune imprese non sono, e una parte per esempio, non so, potrebbe capitare che delle imprese non sono rientrate, diciamo, nel novero di quelle dei potenziali beneficiari, allora la SRA comunica alle imprese che non sono state finanziate l'impossibilità di concedere il contributo, interrompendo i termini procedimentali. E queste domande potrebbero essere soddisfatte qualora, fino al 30/6/2021, e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse o da economia oppure ulteriori economie, diciamo, per cui la Giunta potrebbe riaprire i termini e le domande finanziate entro il 30/6, quelle che non vengono finanziate entro il 30/6 vengono archiviate. La concessione fino al 30/6 è ammissibile se il regime quadro verrà prorogato, altrimenti l'amministrazione potrebbe decidere di concedere i contributi in regime de minimis. Questo ci tenevo a dirlo, però su domanda, diciamo, ecco, specifica. Ok, quindi su questo è un chiarimento specifico, sì. Sì. Quindi c'è la possibilità anche oltre questo di avere ulteriore budget, nell'ipotesi in cui ci sia ulteriore budget, ulteriore disponibilità, ci sarà possibile anche finanziare ulteriori domande. Devo dire che ci dice la direzione lavoro, ci diceva nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, che anche il bando FSE per lo smart working ha avuto un grande riscontro, quindi evidentemente anche lì, insomma, ci è stato fatto capire che laddove sarà possibile si darà accesso anche ad altre risorse, chiaramente avendo raccolto il fabbisogno. Allora, ci dice poi Selina Rossetti di Friuli Innovazione: la piattaforma FEG sarà accessibile a partire dalle ore 10 del 15 del 7 oppure si potrà iniziare a caricare la modulistica compilata anche prima di tale momento, fermo restando l'obbligo della trasmissione solo alle ore 10 del 15? Caricare, potranno essere, come specificato prima, potranno essere compilati i moduli. Possono essere preparati e poi devono essere inviati dopo le 10. No, poi potranno essere, al 15 possono essere spediti esattamente allegati al modulo di domanda. Ok. Fabrizio Peloso ci precisa che tra le spese non ammissibili ci sono anche i lavori edili. In che modo quindi si potrebbe fare rientrare la costruzione di spogliatoi? Beh, penso che si possa fare riferimento agli allestimenti. Sì, agli allestimenti, sì, esatto. Sì. Poi infine, così diciamo, concludiamo anche con due inviti. Uno è per la presentazione del secondo bando che verrà fatta lunedì. Abbiamo cercato di evitare di fare confusione, diciamo, nei destinatari, perché magari i bandi sono apparentemente anche il nome simile, quindi vi stiamo mandando fra oggi e domani gli inviti, in modo che vediate poi la programmazione su tutti i social, i comunicati stampa e quant'altro. Abbiamo cercato di accelerare subito appena abbiamo avuto i testi e l'approvazione da parte della Giunta.
e quindi fra oggi e domani ricevete tutti, in quanto iscritti a questo, ricevete l'invito e poi diamo come sempre la massima diffusione e li lasciamo anche disponibili dopo. E il secondo invito è di fare la compilazione di un ulteriore questionario, che è quello relativo a questa iniziativa. E ci fa piacere avere la vostra opinione, ma soprattutto i vostri suggerimenti, perché ci sono anche dei campi liberi per chiedere contenuti ulteriori. E direi che se non ci sono altre domande siamo perfettamente nei tempi. Quelle domande un po' più delicate, che io comunque ringrazio Annalisa Perusin di avere in parte già affrontato, verranno riprese dagli uffici competenti in modo da essere messe a disposizione ufficialmente con le risposte alle FAQ. E quindi speriamo di essere stati utili a diffondere questa prima conoscenza, a favorire questo incontro con gli uffici competenti, e invitiamo tutti a cercare di poter beneficiare di questa opportunità che ricordo copre anche in parte spese già sostenute. Questo mi sembra un segnale molto importante di attenzione. Tra l'altro, insomma, sicuramente sarebbe stato fatto lo stesso perché è di assoluto pregio e buonsenso, però era una richiesta che era emersa anche in questi webinar all'inizio dell'emergenza sanitaria, che noi abbiamo trasferito alla Regione perché era emersa proprio dagli stakeholder che avevano partecipato a questi webinar, quindi cerchiamo di fare il massimo. Buon proseguimento di serata, grazie ancora a Annalisa Perusin, grazie a Foxwing e grazie anche a tutti i partecipanti e soprattutto per le domande che ci hanno consentito di mettere a fuoco dove saranno i temi più importanti da dirimere e da mettere a disposizione di tutti. E vi aspettiamo lunedì alle 17:30, sempre qui con Massimo Lunardis, che ci racconterà di questo bando per l'innovazione, che devo dire sappiamo essere molto atteso, altrettanto di questo. Bene, saluto e voglio precisare che noi siamo sempre a disposizione in ufficio presenti, per cui potete chiedere, telefonare, ci troverete qua. Grazie Annalisa. Arrivederci. Saluto a tutti, arrivederci, grazie per la vostra partecipazione. Mi raccomando 2 questionari, abbiate pazienza, ma ci serve per lavorare bene.